Ciao ragazzi, oggi vi porto sulle sponde dell'Adige, che è uno dei luoghi più importanti per lo sviluppo di uno dei prodotti tipici ormai per eccellenza della terra veronese, ovvero l'asparago. Ma che cosa vuol dire tipicità? Quali sono gli elementi che la caratterizzano? Beh, sono tanti, non si tratta soltanto di assaporare l'unicità del sapore, è un qualcosa che va molto oltre. La tipicità è fatta di tanti elementi, il primo fra tutti è la storia. Il fiume ha recitato un ruolo fondamentale per lo sviluppo di questa cultura, come tra poco sentirete. Lo sviluppo nel veronese dell'asparago, nelle proporzioni di oggi, è avvenuto soprattutto a partire dal dopoguerra. Io mi ricordo mio padre che aveva 2 filari di asparago e così, e che alla mattina mi alzavo alle 6:30, alle prime luci, quando andavo a scuola, capito? Dunque si parla di anni 53-54, dunque andiamo indietro, vero? Portavo la cesta e lui raccoglieva quei pochi asparagi lì, che poi gli sommava che il venerdì andava al mercato. Pensa che vita che faceva questo povero diavolo, quel lambrettone e la cassetta di asparagi lì davanti dove c'era il freno, che così, per andare a venderli al mercato, perché doveva andare fuori un po' di soldini, perché io avevo bisogno delle scarpe per andare a scuola, che c'era il cambiamento, te avevi più le sgiavere, te sai cosa sono, Certo, no? certo. Quelle di legno e così, per mettere lì quelle scarpette da spendere poco, quelle di pezza si dicevano a volte, un par di braghe corte, perché allora serviva questo, soldi non ne era, Certo. erano i primi soldi che la campagna dava, e allora questi pochi filetti di asparago si raccoglieva. Ecco, per quello mi è rimasto dentro qua, è una passione che io non riesco più a levarmela, mi dispiace diventare vecchio, perché l'asparago mi ha dato anche un po' di soddisfazione, capito? E da bambino lì capivo cavolo e vedevo che tirava su questi asparagi, non della linea di adesso, perché allora non c'era il telo, non c'era, era in qualche maniera, ma però andavano bene così. Oggi in provincia di Verona sono coltivati circa 350 ettari ad asparago per una produzione che supera le 2000 tonnellate, quindi si tratta di numeri importanti. Ma fino a 60 anni fa, come avete sentito, l'asparago era poco più di una cultura familiare che serviva da un lato ad arrotondare il reddito della famiglia e dall'altro a formare un po' il companatico. È stato subito dopo, con gli anni, che quei piccoli appezzamenti sono diventati campi, poi ettari e poi il mercato che è oggi. E oggi lungo la striscia che accompagna il fiume in tutta la provincia di Verona, ma anche sopra Verona, perché c'è anche la parte di Rivoli, questo terreno ha favorito lo sviluppo di tantissime aziende. Come hai visto cambiare queste campagne, Emilio? C'è stata una trasformazione impressionante, perché qua io mi ricordo che negli anni 65 io facevo ciclismo, passavo di qua il periodo ancora con la nebbia, qua c'era tutta piantagione, tutte mele, capito? Perché la zona questa anche delle mele l'hanno lasciata andare, però è venuto fuori poi piano piano con le generazioni nelle famiglie, i giovani così hanno veduto questo prodotto che forse dà anche Dava più reddito. Più reddito, ecco, fa parte adesso di questo, si sono allargate. Abbiamo delle aziende qua che sono favolose, sono bravissimi, che stanno lavorando si è creato un mercato, si è creato una qualità, abbiamo il terreno giusto, perché questo, io ho sempre detto, l'Adige è il nostro Nilo, perché tutta la parte del territorio qua è proprio ideale, ha lasciato tanto nel passato questo fiume e lo stiamo adoperando bene. Il turione dell'aspargo viene tagliato a una trentina di centimetri circa rispetto alla sommità, dopodiché viene portato in laboratorio, lavato e nell'azienda che state vedendo viene poi tagliato a circa 22 centimetri, che è la misura, diciamo così, commerciale, e oltretutto con questa consistenza si può mangiare tutto. Poi viene calibrato, nel senso che gli asparagi vengono divisi in funzione del diametro e poi messi in cella, perché la catena del freddo è fondamentale per garantire il rispetto delle condizioni organolettiche di questo prodotto.
si inserisce un altro aspetto importante, altro elemento di tipicità, la gastronomia. Quanto è cresciuto il consumo di aspargo, sia nella quantità ma anche nell'apprezzamento da parte dei consumatori? Abbiamo allargato con delle manifestazioni che si fanno nei paesi locali di zona di produzione, con ristoranti. Lì abbiamo fatto un grande lavoro gli anni precedenti. Adesso sono un paio d'anni che purtroppo dall'andamento come va qua ci dobbiamo rassegnare e aspettiamo che si sblocchi tutto, e questo è quello che ci dà tanta soddisfazione, perché abbiamo questa richiesta del prodotto Certo. nostro. Perché lo raccogliamo la mattina, a mezzogiorno lo hanno già, non dico sulla tavola, ma lo hanno già, il ristorante ce l'ha già pronto, preparato, perché l'aspargo bisogna servirlo fresco, ragazzi, mangiarlo fresco. Questo è il massimo. I tempi sono cambiati, ma i protagonisti tutto sommato sono ancora gli stessi, ovvero le famiglie. Ancora oggi la dimensione media di un'azienda di asparagi non è elevatissima, ci sono aziende che hanno decine e decine di ettari, altre che hanno veramente pochi e che servono soltanto per integrare quello aziendale. Ma è questo che caratterizza la cultura dell'aspargo, perché le famiglie sono portatrici e depositarie di un know-how, di un sapere che si ritrova soltanto in chi fa questo mestiere. E questo, e per fortuna, continua a caratterizzare la campagna veronese lungo l'Adige. Sono ancora le famiglie a portare avanti questa cultura? Sì, adesso sono le famiglie, soprattutto ci sono quelle generazioni di giovani che hanno vedute, hanno intrapreso tutta la sua cultura di fare prodotto genuino, soprattutto, ma quello dovuto al terreno e qua, e soprattutto hanno scoperto un mercato buono. Siamo, come si può dire, siamo ricercati. Verona in questi 20 anni, ultimi 20 anni, dal 2000 in qua, con l'evento anche, io non mi sento di dirlo perché faccio parte, sono anche un po' responsabile, questo è il consorzio, abbiamo creato questo marchio, questa conoscenza, siamo un gruppo di produttori, perché se fai gruppo fai forza, puoi allargare il mercato, certo. E avere quantità, avere qualità e avere tutto l'occorrente per essere competitivi con la richiesta. Col mercato. E quanti siete? Dunque noi siamo nel consorzio, consorziati. Tengo presente che a Verona non sono tutti consorziati, ma qua ne abbiamo 25 aziende, da piccoline a grosse, e come abbiamo visto qua che si ha in questa zona qua di Ronco, e poi c'è la cooperativa di Arcole inserita dentro nel consorzio con i suoi associati, capito? Ecco. E comprendiamo un po' tutta la zona di Verona, perché abbiamo un consorziato da Rivoli, anche quella là Immagine dell'aspargo, lo conosciamo benissimo, e poi tutta nella bassa qua un po' a macchie di leopardo, qua e là, perché abbiamo il terreno che si addice a questo prodotto. E Mirko, dove vuoi mangiare? Non preoccuparti Stefano, te vai a casa mia, che la Marisa ti prepara un qualcosina di buono. Menù Emilio? Ah, Riso e sparsi. riso e spargi. In quel momento qua non si può altro che mangiare delizia qua, Ma neanche l'antipasto, niente. No, allora, ma lei tu mi ha visto, scusi, guarda, questo è l'antipasto fatto da me. Questo qua lei è il famoso culatello. Questo fatto da me, dal mio maialino, poverino, e che il culatello, sai cos'è? La parte migliore del prosciutto, no? È proprio quel paccioccone che c'è dentro così. Poi ho anche la stortina. Perché siete l'uomo delle stortine. L'uomo delle stortine, è un piacere che mi porto avanti, e ogni tanto ne tiro fuori una dal lardo, capito? Che è fresca, è gustosa, buonissima. La mangio con la fettina di polenta, scaldata nel focolare, in il caminetto, capito? Sono rimane il giorno giusto, insomma. Sì, lo so, forse ti sentivo l'odore passando per la strada, hai capito? Ecco. Ascolta Emilio, tornando agli asparagi, dopo te la so mangiare, ma c'è stata una riscoperta della produzione vicino a casa? Sì, questo abbiamo riscontrato questo, nonostante questa epidemia che ha colpito, ha spaventato tutti, che questo ritorno, la gente si muove e va nelle aziende a comprare direttamente. Forse stanno capendo che
per mangiare bene bisogna andare in dove si produce il Certo. prodotto. Noi tutti i produttori abbiamo questo aumento di persone che vanno a casa a servirsi direttamente del prodotto e fanno la cosa migliore di questa vita, perché è un prodotto fresco, perché lo raccogli alla mattina e alla sera lo puoi mangiare, dunque più fresco e così Non si può. non si può, è il massimo questo. Scusa Emilio, questo mi fa piacere, ma è dopo il risotto? Dopo il risotto che abbiamo la delizia della giornata, del pranzo, abbiamo uovi e asparagi. Ah, beh. Non saprei mica privarsi di questo, no? No, Ecco. no. Allora, io vedi queste qua delle gallinette della Marisa, perché sono gallinette ruspanti, belle. quelle ruspanti molate là sotto il vigneto, capito? E dopo che mi asparagini che te qui raccolti stamattina, che ti sei freschi. sul campo e visto così, freschi, cotti lì, che è il massimo, non so, l'appetito Ragazzi, non manca. mai. No, dunque, Quello non manca mai, e se bene anche uno. Ciao ragazzi, viva le tradizioni e viva l'asparago di Verona. Grazie Emilio. Prego. E complimenti alla Marisa perché il risotto è buono. Perché è bolsata fa. sì, però, sì, bolsata, io l'ho lasciata, esatto. E so male che so dove è in freddo. Magna.